Noi abbiamo 1 milione di chilometri a disposizione, abbiamo delle risorse importanti perché sfiorano i 9 milioni di euro e li abbiamo messi in campo tutte. Quindi noi siamo riusciti in questo anno a portare a casa il risultato per quanto riguarda il trasporto spettatori e in più anche a potenziare la linea 30 per quanto riguarda il trasporto tra Calalzo e Cortina. Sono i milioni il dato che salta maggiormente all'occhio analizzando i dati riguardanti il piano per il trasporto pubblico in provincia di Belluno in occasione delle ormai imminenti Olimpiadi invernali. I dati salienti sono chiaramente il trasporto, il punto centrale sarà Ponte nelle Alpi dove c'è l'interscambio ferro-gomma, quindi questo è un punto fondamentale e là saliranno solo gli spettatori, quelli che hanno un biglietto in mano per andare a vedere le Olimpiadi e devono avere un biglietto anche del treno, mentre dopo ci saranno dei park and ride a Longarone, a San Vito, a Son dei Prade, quindi venendo dal Giau, e dopo a Doppiaco e anche a Acquabona, e quindi lì bisognerà anche lì avere un biglietto per chi sale a Doppiaco, mentre gli altri potranno salire senza nessun tipo di bigliettazione e andranno a Cortina e si attesteranno a Revis. Tanti i turisti attesi non solo a Cortina ma in provincia di Belluno e in tutto il Veneto. Ci si attrezza facendo attenzione ad ogni dettaglio per poterli accogliere nel miglior modo possibile, anche se si calcola che le corriere dirette a Cortina viaggeranno ad una media di 30 km all'ora, mettendoci 90 minuti da Longarone e 100 da Ponte nelle Alpi. Noi dovremmo servire 170.000 persone circa dalle stime e quindi questa è la stima sempre data da Fondazione Milano Cortina e su questo abbiamo costruito il trasporto spettatori.